Eccoci qua. Allora, miei cari amici, mie care amiche, per tutti voi che mi seguite, eccoci qua col nuovo oroscopo della nuova settimana, ok? Che va dal 18 di gennaio al 24 di gennaio, ok? Del 2021, logicamente dell'anno in corso. Allora, noi faremo una validissima lettura di carte segno per segno, quindi andremo a fare la previsione per quanto riguarda questa settimana. Iniziamo dal segno dell'Ariete e vediamo l'Ariete cosa ci riserva questa settimana, o meglio, come le andrà questa settimana. Allora, l'Ariete sta attraversando un periodo non tanto positivo, nel senso che è stanco, chi è del segno dell'Ariete soffre di stanchezza in questo periodo, in questa settimana, in avvenire. Non gli va di fare niente, è come se il mondo gli crollasse addosso. Sarà il Covid-19 che sta portando la stanchezza, la mancanza di libertà, il non organizzarsi per un nuovo domani, quindi noi viviamo a giorni così, tanto per, non c'è più quella gioia di vivere, non c'è più quella gioia diciamo di andare avanti, ma dobbiamo farci forza, ok? Quindi voi del segno dell'Ariete dovete un pochettino liberarvi da tutte queste strane idee, queste strane sensazioni che vi portano a uno scombino più che altro mentale. Quindi questa settimana per voi dell'Ariete, vedete la carta dell'agitatezza, io vi faccio vedere, vedete? Agiatezza, quindi vi sentite, diciamo, non sicuri di voi, vi sentite molto giù moralmente, però arriverà presto il sollievo, perché vedo la carta del sollievo, come pure vedo ancora la sicurezza sta qua. Vi faccio vedere anche la carta della sicurezza per voi dell'Ariete, quindi niente è perso. Dovete essere più partecipi in famiglia, perché vedo che vi state un po' distaccando da quel che sono gli affetti della famiglia e di un legame, quindi cercate di essere un pochettino più concentrati e più partecipi in famiglia. Se state aspettando una notizia da parte di una persona che deve darvi questa notizia perché la state aspettando, io dico che questa notizia arriverà e sarà positiva. Eccola qua per voi dell'Ariete. Dovete solamente cercare di essere più calmi. Intorno a voi, è inutile che ve lo dico, c'è un po' di malvagità, vedete, malvagità, persone che praticamente cercano di non farsi i fatti loro, ma cercano di farsi i fatti vostri. Chiaro? Quindi, per dare un po' di serenità, più serenità al vostro cammino in questa prossima settimana, ma anche per tutto il resto dell'anno, io vi consiglio, perché diciamo che in questa mattinata, perché è di mattina che sto facendo questo oroscopo, vi consiglio anche di scrivere in via speciale, ve lo sto facendo, il nome del vostro angelo custode da mettere su una medaglina e portarla sempre addosso.
Allora, il nome dell'angelo custode, diciamo, chiamiamo così, sarebbe come un colui che vi proteggerà, diciamo, nel cammino, è Alem. Questa frase, Alem, per voi del segno dell'Ariete è importante perché vi porterà protezione e un pizzico di fortuna. Se ci credete, fatelo, se non ci credete, lasciate perdere. Ed era così per il segno dell'Ariete, va bene? Adesso andiamo con il prossimo segno. Prossimo segno del segno del Toro. Vediamo il Toro cosa ci serve. Allora. Se sentite dei rumori strani, attenzione, siccome io abito in campagna, abito in zona, amo il verde, quindi abito in campagna e quindi si sentono un po' strani rumori. Si sente il motorino del motosega che sta facendo della legna. Allora, il toro questa settimana farà un incontro, diciamo, favoloso, un incontro con una persona che sconvolgerà un po' la sua vita, in bene, non in male. Mi riferisco per i single, attenzione, per il toro, colui che è single o colei che è single farà un incontro sconvolgente, diciamo che, eccola qua, dove sta? La carta della coppia. Quindi farà un incontro bello, sereno, coinvolgente. Quindi sarà una settimana favolosa sotto l'aspetto sentimentale. Per le coppie un po' meno perché non c'è dialogo tra di voi del Toro, c'è un pochettino di freddezza ultimamente perché ci sono dei problemi in famiglia, ecco qua, a livello economico, me lo dicono le carte, che vi stanno un pochettino mettendo uno contro l'altro perché i pensieri ne sono tanti e le cose da fare ne sono tante. Però presto arriverà la fortuna, il carro della fortuna. Dovete ancora un pochettino aspettare. Io dico che non per questa settimana, ma l'altra settimana qualcosa cambierà per voi, che dire? Dovete solamente un pochettino pazienziare e soprattutto non dovete pensare troppo al passato, perché voi del Toro siete portati a pensare nel passato. Se io facevo quella cosa andava così, se non facevo quella cosa non andava come sta andando e via. Quindi vi state un pochettino, vi fate domande e risposte, non va bene così. Io vi dico che la fortuna arriverà per voi e ci sarà una settimana questa qui con alti e bassi, cercate di evitare i litigi, io parlo nelle coppie. Il Toro ha la possibilità di avere un po' di fortuna in più se usa questo nome, che è il nome dell'angelo custode che protegge di solito il segno del Toro, è Arepo, ricordatevi, Arepo, su una medaglina da portare sempre addosso. È utile ed è efficace, questo ve lo posso confermare, va bene? E così era il segno del Toro, il Toro. Adesso andiamo con il segno dei Gemelli. Andiamo a vedere i Gemelli, sono anch'io gemello, quindi vado a vedere anche per me cosa mi riserva questa settimana. Non dimenticate di
iscrivervi a questo canale perché è importante. Dovete iscrivervi e attivate la campanella, cliccate sulla campanella, così vi arriverà la notifica non appena io vado in diretta o a pubblicare il nuovo video. Ok? Non dimenticate anche di visitare il mio blog, quindi sotto a questo video trovate il link dei miei blog, dove trovate le tante testimonianze, trovate il mio cammino da 40 anni a oggi. Allora, gemelli. C'è poco da dire per i gemelli perché vedo la settimana fortunata. Allora, gemelli, voi del segno dei gemelli che amate molto la libertà, amate molto le nuove sensazioni, le nuove cose, questa sarà la settimana favolosa. Infatti mi esce la carta della gioia, eccola qua. Dovete essere molto più determinati, vedete, determinazione, ottima forma mentale e fisica, e vedo anche il trionfo e vittoria per un progetto che state cercando di realizzare o che volete realizzare. Quindi ci sarà un cambiamento totale in questa settimana, nulla da dire, entrata di monete, quindi per voi in famiglia, per voi coppia per quanto riguarda i gemelli, è una settimana proficua, quindi entrata di soldi e vedo un momento favoloso, sotto all'aspetto sia diciamo di fortuna, sia sotto l'aspetto di sapersi organizzare, ok? Quindi ottima forma sia mentale, fisica e sia di fortuna per quanto riguarda voi del segno dei gemelli. Per i single dovete un pochettino sapere cosa volete, perché state in questa settimana attraversando un periodo dove non sapete nemmeno voi che cosa volete. Cosa volete? Boh. Quindi dovete un pochettino concentrarvi e capire cosa desiderate da questa settimana. Non tutto potete avere subito e istantaneamente, dovete pazienziare, ok? Per voi del segno dei gemelli invece la parola da usare porta fortuna, che vi aiuterà sia nel proteggervi, ma sia per aiutarvi nel cammino di questo anno. La parola da usare è opus, ricordatevi, opus, ok? Su una medaglina da portare sempre addosso, vi aiuterà molto e sarà molto d'aiuto, credetemi. Il segno del cancro, vediamo il cancretto cosa dice il cancro. Allora, per voi del cancro l'inizio della settimana non sarà molto proficuo, non sarà molto bello, perché vedo litigi in coppia, quindi per voi che vivete in coppia vedo litigi, vi dovete un pochettino calmare, dovete portare la serenità in coppia, perché vedo litigi in famiglia tra partner, quindi in coppia. Però poi tornerà il trionfo e tornerà la serenità. Vedete, vi faccio vedere il trionfo e vi faccio vedere anche la serenità. Uscirà il sole poi per voi,
per la metà della settimana. Le discussioni stanno qua, vi faccio vedere perché sono le carte che parlano molto chiaro, quindi ci saranno questi momenti negativi per voi in coppia. Dovete essere più sereni, dovete cercare di non creare scombino nella coppia, perché tutto questo può portare, diciamo, a momenti di instabilità mentale, ok? Quindi cercate di curare ogni dettaglio per quanto riguarda i sentimenti in coppia, per far sì di non cadere nella trappola di questi litigi. Per voi single invece vedo un incontro che riguarda una persona cara, che riguarda il vostro passato, ed ci saranno dei momenti stupendi, dei bei momenti da trascorrere insieme, ok? Quindi auguroni per voi del segno del cancro, momenti positivi, ok? Per voi single, meno positivi per le coppie. La parola da usare per avere più serenità, protezione, fortuna per il resto di quest'anno, per voi del segno del cancro, è arepo, ricordatela, arepo, arepo. Segnatela sulla medaglina e portatela sempre con voi perché può esservi di una importanza, utilità. E andiamo con il segno del leone. Il leoncino, vediamo. Allora, diciamo che il leone è un segno che è legato molto al dio denaro, quindi è molto legato al denaro, quindi il suo obiettivo è il denaro, 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 dio denaro, dio denaro. E quindi per pensare al denaro trascura un pochettino quel che sono gli affetti, i sentimenti, quindi è un po' malvagio dentro. Non... voi del segno del leone non siete mai sereni, state sempre con i pensieri in testa, sempre a macchinare, quindi siete usate un po' più malvagità, dovete essere meno malvagi. La malvagità vi porta al non vivere bene, vi porta a stare nervosi. Nella vita non esiste solo il denaro, esiste anche l'amore, esiste il dialogo con gli altri, esiste la famiglia, quello che a voi vi manca abitualmente. Quindi cosa succede? Che siete in coppia, in famiglia, create solo scombini perché volete gestire, comandare, volete fare tutto voi. Quindi questa settimana per voi del segno del leone sarà una settimana non troppo positiva perché vedo turbamento, siete turbati, trascorrerete una settimana turbati e dovete tenere occhio ad amici che cercheranno di crearvi scombino nella vostra vita sentimentale. Per voi invece single dovete un pochettino aspettare momenti migliori perché vedo difficoltà economico per voi, quindi state in questa fase di economicamente parlando non tanto positiva. Arriveranno tempi migliori, dovete solamente aspettare. La parola da usare o da portare sempre con voi per proteggervi, per avere più fortuna e nel cammino di questo 2021 è opera. Questa parola, opera, questa frase, mettetela su una medaglina incisa o dietro una medaglina, portatela sempre con voi.
Se mi seguite io vi do una mano, se non mi seguite io non posso aiutarvi. Parliamo a livello spirituale. Chi sa chi sono io sa anche che io non cerco mai di dire baggianate e cerco sempre di aiutare quel che è il prossimo. Allora, un attimo solo e andiamo ad accontentare il segno della Vergine. Vediamo la Vergine questa settimana come se la passerà. Allora, vi raccomando, qua trovate il mio numero nello scrollo, potete scrivere i vostri commenti mandatemi anche dei messaggi WhatsApp sul mio numero, se questo nuovo video, questo nuovo modo di farvi ascoltare il vostro segno zodiacale vi piace. Così, se vi piace, noi andremo avanti sempre così per le prossime settimane. Allora, la Vergine è una persona che ha molto i piedi per terra, quindi è sempre disponibile con gli altri, e questa troppa disponibilità per te del segno della Vergine questa settimana, come già la settimana scorsa, ti porterà a un po' a dei disguidi, perché tu dai, ma non ricevi in cambio mai niente. Quindi sei in attesa di un cambiamento, vedi? In attesa di un cambiamento, questo cambiamento arriverà e c'è una persona che indossa un tipo di divisa che ti darà una notizia importante. Indossa un tipo di divisa che ti darà una notizia importante. Attenzione, occhio agli inganni, qualcuno cercherà di ingannarvi, ecco, questo per quanto riguarda per voi del segno, chiedo scusa, mannaggia, la pubblicità, c'ho l'altro PC aperto e la pubblicità rompe ogni tanto, scusatemi. Allora, quindi che succede? Che voi del segno della Vergine dovete, diciamo, pazienziare, perché questa vostra troppa disponibilità vi porta a dei disguidi, vi porta al nervosismo, ansia soprattutto, perché poi pensate sempre il vostro passato, che avete fatto del bene a tutti e che nessuno vi aiuta, nessuno vi dà una mano, questo particolarmente, tra virgolette, in famiglia. E vi dicevo, presto arriverà la felicità, eccola qua, felicità in arrivo, dovete solamente dico, pazienziare, perché arriveranno momenti migliori, vedete qua, la temperanza, dovete solamente temperare, aspettare e vedrete che avrete finalmente la gioia, eccola qua. Ok? Questo sia per quanto riguarda in coppia che single. I single un po' di meno, però la settimana poi non è poi tanta cattiva. La parola da usare per far sì di avere un aiuto, un cammino migliore per quest'anno, che potete utilizzare, è Alem, ricordatevi, Alem per voi del segno della Vergine. Quindi utilizzate questa frase da scrivere dietro una medaglina, vi aiuterà molto, mi raccomando. Allora, andiamo con il segno della Bilancia. Vediamo.
Allora, per voi del segno della bilancia dovete un pochettino calmare il vostro umore, perché siete in una settimana, in una fase un po' di nervoso, un po' di agitazione vi sta portando, diciamo, un po' fuori mentalmente per voi del segno della bilancia. Quindi cosa vi consiglio? Di rimanere calmi, cercare di non pensare troppo, perché siete portati a pensare troppo, ma anche perché voi state attraversando questo periodo di disordine dovuto a fattori economici, non dite di no, fattori economici, cioè in famiglia c'è un pochettino di mancanza economicamente o ci sono molte uscite e l'argent è poca. Quindi questa settimana passerà così, prossima settimana andremo a vedere, però questa settimana io vi dico che passerà non con tanta cattiveria, ma momenti alti, momenti bassi. In amore c'è l'unione, quindi vedo l'unione in amore, quindi ottima intesa col vostro partner per voi che vivete in coppia, vedo addirittura la luna uscente nella coppia, quindi vivrete una settimana sotto l'aspetto sentimentale favoloso. Occhio, perché vedo una documentazione in arrivo, documenti sta a indicare anche una multa presa e non ve ne siete accorti, vi arriverà, presto vi arriverà in questa settimana. Per voi single invece dovete fare meno chiacchiere e più fatti, perché per voi single, vedete qua, troppi inciuci intorno a voi, troppe persone che vi stanno col fiato addosso, troppe persone che vi criticano, ma vi fate criticare voi perché, ripeto, non mantenete le parole. Cercate di mantenere le parole, cercate di fare più fatti e meno chiacchiere. La parola da usare quando vi trovate in difficoltà, o meglio per far sì di far andare le cose un po' meglio per la fine per tutto questo 2021, da scriverla dietro una medaglina, da portarla sempre con voi, e arepo, anche per voi, arepo, ok? E andiamo adesso con il segno dello Scorpione. Scorpione, vediamo lo Scorpione cosa ci dicono le carte. Allora, lo Scorpione, per tanti di voi del segno dello Scorpione, io vedo un momento non tanto positivo, perché vedo che avete avuto una rottura per quanto riguarda, eccola qua, sentimentalmente avete una rottura in corso e non sapete come risolverla. Una perdita, diciamo, sentimentale sta qua. Io vi dico che presto le cose torneranno nella normalità, l'angelo positivo sta qua, e in tanti di voi invece vedo che state attraverserete una settimana dove siete molto coinvolti in una storia che vi sta facendo molto pensare, nel senso che non vi piace avere accanto persone possessive, non vi piace che la persona che vi sta vicino
vuole gestire e vuole dare troppi consigli sbagliati. Allora io vi dico di valutare bene il tutto, perché questa settimana veramente sarà una settimana un pochettino turbolente sotto a questo aspetto. Ok? Poi un'altra cosa vi volevo raccomandare, siete, tra di voi ci sono persone che amano giocare al lotto, cercate di evitare, perché sarà una settimana. Quando la sensazione Ecco d'ansia qua ti la domina, pubblicità. scegli vita calmancy stop. Grazie ai suoi principi naturali, favorisce Eccola la qua, calma. chiedo scusa. Allora, sarà una settimana, ma io devo abbassare il volume, però mi dovete scusare, amici e amiche, ecco qua, così non dà fastidio. Quindi invece la parola da usare nei momenti di difficoltà è mine. Questa frase va scritta dietro una medaglina, va portata sempre con sé. Mine, ok? Bene, abbiamo così accontentato il segno dello Scorpione. Adesso invece andiamo ad accontentare il segno del Sagittario. Ecco qua, Sagittario. Chiedo scusa, si sono capovolte le carte. Allora, Sagittario. Sollievo economicamente per voi del segno del Sagittario. Sollievo economico, eccolo qua, la carta del sollievo, la carta dei soldi, del denaro. Quindi per voi del segno del Sagittario questa settimana vedo entrata economicamente parlando, vi riprenderete, quindi finalmente un po' di sole per voi, e un vostro progetto andrà a realizzarsi alla grande per voi del segno del Sagittario. Vedo ancora un imprevisto, c'è stato un imprevisto questa settimana che è passata, un imprevisto dove voi un incidente, diciamo, un qualcosa inaspettatamente che non vi aspettavate che accadesse, e quindi che poi è accaduto, e quindi avete dovuto cacciare del denaro, quindi vi siete trovati in difficoltà, ma presto arriverà il trionfo. Questa settimana finalmente, ripeto, un po' di sole per voi, così anche in coppia. Voi che vivete in coppia, sarà una settimana favolosa, una settimana piena di amore, una settimana piena di successo. I single dovranno andarci con molta audacità, perché voi single del segno del Sagittario questa settimana avete tante cose nella mente, avete tante cose da fare e correte avanti e indietro come i pazzi. Calmatevi, datevi una calmata, perché questa settimana potrebbe pesare per voi, va bene? La parola da usare quando vi trovate in difficoltà o comunque da incidere su una medaglina da portare sempre addosso è fedes, da scrivere sul dietro una medaglina e di portarla sempre con voi. E adesso andiamo col Capricorno. Vediamo il Capricorno cosa ci dice.
Allora, Capricorno. Allora, per alcuni di voi del segno del Capricorno questa sarà una bellissima settimana, tornerà la pace, la serenità con la persona amata, perché vedo che avete avuto delle discussioni, vedo che ci sono state delle discussioni dove con tutta la ragione avete dovuto passare nella parte del torto. Quindi per voi finalmente tornerà la pace, eccola qua, la serenità, il trionfo. Dovete essere un pochettino più coerenti perché volete un po' troppo gestire, comandare, siete gelosissimi. Mettete la gelosia da parte perché questo vi ha portato alla rottura, questo vi ha portato al momento negativo in famiglia. Mi riferisco a voi in coppia e anche i single. Per voi single invece vedo un cambiamento, una nuova fiamma vi entrerà nel cuore e quindi va valutato per decidere cosa si vuol fare, perché siete indecisi, perché tanti di voi escono già fuori da una storia sentimentale non troppo buona, non troppo positiva. Ok? Quindi sarà una settimana per voi del segno del Capricorno, io direi favolosa. Io direi da 1 a 10 darei il 10. La frase da scrivere dietro a una medaglina da portare sempre addosso, che io vi consiglio, è Tenet, ricordatevi, Tenet, dietro a una medaglina, portatela sempre con voi, vi aiuterà nel resto di questo 2021. E adesso andiamo col segno dell'Acquario e vediamo cosa ci dice questa settimana per voi dell'Acquario. Allora, dopo tanti momenti negativi, per voi del segno dell'Acquario, finalmente ci sarà un po' di gioia, fortuna in arrivo per voi del segno dell'Acquario. Vedete la ruota della fortuna. Dovete essere caratterialmente meno possessivi, perché siete molto possessivi, e questo porta a discussioni col vostro partner, porta addirittura a molestie, quindi dovete un pochettino calmarvi, cercare di gestire il vostro rapporto, perché l'amore purtroppo è così, l'amore è libertà, l'amore non è quello che voi vorreste, non è così. Quindi per voi del segno dell'Acquario sono momenti molto positivi, ma con un po' di più serenità ne ricaverete sicuramente il meglio, o meglio, il migliore di questa settimana. Vedo una partenza, quindi deciderete per uno spostamento, una partenza anche se brevissima, quindi deciderete all'ultimo momento di questa settimana per questo viaggetto. Va bene? Occhio al postino perché vedo un qualcosa che state aspettando da un bel pezzo che ha a che fare col denaro. Auguri. La frase da usare, la parola da usare nei momenti di difficoltà per quanto riguarda voi tutti è opus, anche la vostra, opus. Segnatela dietro alla medaglina, portatela sempre con voi perché è importante. E infine andiamo a commentare il segno dei pesci. Vediamo i pesciolini cosa dicono le carte per questa settimana.
Allora, le carte dicono finalmente un po' di serenità questa settimana per voi del segno dei pesci, perché avete passato una settimana non tanto buona, con tanti pensieri, tante idee per la testa, quindi ci sono stati momenti un po', ma sono passati. Adesso in questa nuova settimana vedo una settimana molto interessante sotto l'aspetto diciamo lavorativo, sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto di coppia. Ecco qua la carta della coppia. Occhio alla malafede, perché qualcuno cercherà di esservi di malafede, quindi non raccontate le vostre idee, i vostri pensieri a qualcuno magari che cerca poi di darvi consigli sbagliati. Quindi è una settimana, direi, molto positiva per voi del segno dei pesci. Cercate di essere un pochettino più sereni, cercate di mettere da parte il nervosismo, perché non porta a niente, porta solo a difficoltà, ed io vedo una settimana favolosa, una settimana già dalla metà settimana in poi ci saranno momenti migliori in arrivo. Cercate di saperli gestire, ok? Al miglior dei modi. La frase da usare, da mettere dietro una medaglina per far sì di avere un cammino migliore in questo 2021 è opera anche la vostra, segnatela dietro una medaglina, portatela sempre con voi. E abbiamo terminato anche per questa settimana l'oroscopo che va dal 18 di gennaio al 24 di gennaio 2021. Io vi ringrazio per la vostra gentilezza, squisitezza di ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. Un po' raffreddato pure io. Allora, miei cari amici, che le stelle siano sempre con voi. A risentirci la prossima settimana. Ciao, ciao a tutti.